Non ci sarà un Cammarata Gemini, ma continueranno ad esistere due comuni ciascuno con il proprio nome, ovvero Cammarata e San Giovanni Gemini, a conferma che gli abitanti dei due paesi dell'Agrigentino non hanno voluto sentirne di cambiare anzitutto il nome. Quello che naturalmente salta all'occhio è l'astensionismo sul quale puntavano i sostenitori del no alla fusione, e mentre si rivedono i numeri c'è chi parla di occasione mancata per creare il più grande comune dei Monti Sicani. Forse l'occasione non si è saputa sfruttare al meglio, lasciando che a vincere fossero anzitutto gli anziani dei due comuni, i quali da sempre si sono rifiutati persino di parlare di fusione, scegliendo apertamente di restare cammaratesi e sangiovannesi. C'era una storia, quella anzitutto di Cammarata, che andava salvaguardata, e ci sono le tradizioni che riguardano i due centri che andavano tenute al riparo da eventuali mutamenti. Così si dice in giro. Il mancato raggiungimento del quorum, naturalmente, non si esaurisce qui. Anche se il referendum sulla fusione non ha mobilitato almeno ufficialmente la politica, sarà la politica sicuramente a volerci vedere chiaro sulla risposta dei cittadini. E intanto l'attenzione questa volta della politica si sposta su un altro referendum, quello del 5 maggio sui confini di Agrigento, Aragona e Favara. Ebbene, ad invitare i cittadini a partecipare al referendum sostenendo le ragioni del sì è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Antonio Palumpo. Per Palumpo il 5 maggio è un'occasione ripetibile che non può essere persa.